Presidi e manifestazioni dalle 9:30 del mattino dei lavoratori e pensionati del settore pubblico e privato, l'agitazione indetta dai sindacati di categoria. Sciopero generale un po' di tutti i settori perché per protestare contro la finanziaria di governo. A scioperare per la prima volta pure i dipendenti dell'ente portuale di Venezia. Lavoro, pensioni, sanità tra i temi della mobilitazione generale odierna. Chiedevamo un progetto straordinario per le assunzioni e chiedevamo anche lo stanziamento per quanto riguarda il rinnovo dei contratti pubblici. Vorrei ricordare non solo della sanità ma di tutti i lavoratori pubblici, sia dei settori della sanità, degli enti locali, degli statali e soprattutto dell'educazione e della scuola. Rinnovo del contratto scaduto, oramai da 4 anni, anche per i lavoratori del porto. Dal 2018, dopo un anno di confronto con l'azienda, con il presidente attuale, non siamo riusciti a rinnovarlo. Non è stato possibile raggiungere un'intesa. Quindi giovane e precariato e non ultima la richiesta della rivalutazione delle pensioni, ferma oramai da 10 anni e già decisa con i governi precedenti. Il governo decide invece di tagliare questa rivalutazione, di tagliarla per 3,7 miliardi di euro. A scioperare anche i dipendenti con contratto a tempo, come Vladimiro, metalmeccanico a Marghera, racconta la sua vita da eterno precario. Ad ogni rinnovo c'è la perdita del contratto salariale, c'è la perdita di diritti per quanto riguarda le minime cose acquisite, quindi ogni volta sembra da dover lottare.